Slow Padano, in missione speciale per il Grana Padano. Indovinate dove sono e cosa sto facendo. Sto ciclo galleggiando a Venezia, una tappa obbligata del mio viaggio. Venezia è una tappa fondamentale. Venezia va bene, Venezia è bella, bellissima. Venezia non ci sono le macchine perché ci sono i canali e le barche. È anche vero che Venezia è una città che lotta a sua volta contro l'inquinamento. Ma Venezia è un laboratorio a livello mondiale. Diceva Tiziano Scarpa, lo scrittore, che Venezia non è solo una anomalia urbanistica. Venezia è un modo di vivere, un modo di vedere la realtà. Venezia galleggia sulle sue contraddizioni. Da una parte sono rimasti poco più di 40.000 abitanti, credo meno di 50.000, e quindi è un borgo, è un paese, però contemporaneamente è una capitale globale, mondiale. Qualunque roba succeda a Venezia ha una risonanza totale. E poi, non lo so, tutti i problemi che ha Venezia. Ecco, se noi riusciamo a salvare Venezia, salviamo il mondo. Qui lo dico e qui lo annego. Se non annego prima io. Certo, io capisco che ho un po' scandalizzato tutti i veneziani perché questa non è un'imbarcazione tradizionale. Forse devo imparare a fare qualcosa di più veneziano. Oddio. Salvo. Slow Padano, in missione per conto del Grana Padano, per raccontare Venezia agricola, che lotta per stare a galla a livello ambientale. Venezia, dove l'acqua è il vero motore della storia. La dinamite, la Coca-Cola e il risotto allo zafferano sono invenzioni nate per caso. A me piace pensare che circa 1000 anni fa, in uno squero cantiere veneziano, un maestro d'ascia un po' brillo abbia messo assieme a caso delle assi di faggio, noce, quercia, larice, pino, olmo, cedro e mogano e sia venuta fuori una barca bella da vedere, ma tutta storta, asimmetrica, disassata, una gondola. Per riuscire a farla andare è nata una stirpe di acrobati giocolieri, artisti del remo, i gondolieri, che danno spettacolo ogni giorno di fronte al mondo intero. Per i veneziani in generale, vogare non è solo uno sport, è un gesto identitario, una vocazione collettiva. Imparano a vogare fin da piccoli. Da ragazzino. Da ragazzino. Sì, abbiamo cominciato a vogare da ragazzini. Guarda lì. E queste che imbarcazioni sono? Sandoli. Ah, sandoli. Sandoli veneziani. In questo caso dei sandolini, perché guarda chi c'è su. Che bravi. Noi padani ci troviamo alla bocciofila. I veneziani si trovano alle società remiere. Qui siamo in quella di Murano. Ciao. Siete belli. Grazie. E anche simpatici. Dove incontro Davide, un distinto signore, che però, se gli parli di vogare, si trasforma. No, ma sei bellissimo, eh? Questa è la divisa della regata. Davide è un campione di voga. Ha partecipato 11 volte alla regata storica e l'anno scorso è arrivato terzo. Si è messo in testa un'idea balzana, insegnarmi a vogare. Ma no, vedrai che è facilissimo. Dov'è? È qua. Ma con cosa mi insegnerebbe poi a vogare? Vogare su una gondola. Guarda quanto è lunga, non finisce più. Cioè, come fa uno a stare in piedi qua, in equilibrio su questa popina sottilina, avendo davanti questo mostro che è lungo come una locomotiva? Una gondola veneziana è lunga 11 metri, larga 1,40 e pesa più di 500 kg. In tutto questo io ho visto la mia barca ideale, guarda, è quella là.
Quella là bianca con la capotina. Guarda che meraviglia. A motore, piccolina. Adesso per andare in acqua dobbiamo montare gli scalmi. Sì. In veneziano sono le forcore. E ti rendi conto che adesso ti stai rovinando la reputazione? Ma vero? no, vedrai. Non tenerti più nel paranco, No. ma sarà il remo a tenerti in equilibrio. Tu dici? Piano. Allora, già la prima lezione è stare in equilibrio. Allora, tieni il remo in mano. Il piede davanti, destro. No, devi salire sopra questo tavolo che si chiama pagliolo. Sì? Adesso devi mettere la gamba dietro, appoggiata qua. Questa? Ok? Sì. Sto dando spettacolo. Un'impresa ardua. È difficile anche per noi che siamo abituati. Ti prego, equilibrio alla barca. Doveva cominciare con una barca più semplice. Non faccia quella faccia preoccupata. Adesso dove andiamo, Davide? Tu vuoi che usciamo dal canale? Oh, mamma. E spero solo di non sbilanciarmi e di cascare in acqua. No, speriamo di no, anche perché non è l'acqua pulita. Bravo, proprio il movimento così. Oddio. Quando uno perde il remo si dice che i granchi glielo mangiano. Devi cercare di fare un movimento armonico, di spinta. Stai dritto, no? Col busto, guarda. Sì. Guardami. Riesci a guardarmi? No. Allora. No. Va bene che io ho fatto voto di navigare a Venezia in modo tradizionale ed ecologico. Ma possibile che non ci sia un altro modo? Sto navigando su una barca elettrica. Una barca speciale elettrica. Sono su Cargo 31, un capolavoro di ecoingegneria navale del comandante Piero Tosi. L'ultimo grido riguardo la tecnologia. È una barca futuristica. Questo è il nostro prototipo. Barca ecologica dell'anno europea 2020. 2020, giusto? Ha una serie di pregi. Ovviamente non inquina e questo è il primo. Sembra incredibile, Sì. ma Venezia ha problemi di inquinamento. Certo. È altro che Con le navi che rientravano, ma anche noi con le barche con i motori diesel si inquina, cioè, mentre questa non inquina Certo. e soprattutto consuma poco. E quindi che autonomia ha? Da questa velocità 4 ore e mezza ce l'ha. Con questo motore non facciamo moto ondoso, cioè non solleviamo l'onda. E questo è importante perché l'onda nei canali a Venezia crea parecchi danni altro a lungo che- andare. Sì, è una tragedia addirittura. Poi ha uno spazio enorme, Sì, ha uno spazio di carico superiore alle tradizionali. perché non c'è il motore, non c'è Il niente. motore è non tutto c'è sotto il niente. fondo. Il peso in basso significa stabilità e manovrabilità e lo spazio maggiore è importante. Se carica molto, e carica moltissimo perché è tutta disponibile per il carico, vuol dire che fai meno giri. Se fai meno giri, comunque inquini di meno. Diminuisci di metà il traffico. Cargo 31 è davvero una barca ideale e potrebbe essere un'opzione alternativa per Venezia. Chi è che vi progetta le barche? E sono io che ho queste idee che le metto in pratica. Ma dai, ma chi è Piero Tosi? Questo signore qua, quando era in prima elementare, smontava le lavatrici per tirare fuori il motorino elettrico e già pensava a come fare una mobilità elettrica. Ma hai preso la scossa da bambino? Com'è che ti è venuto questo pallino? Guarda, quando ho fatto la quinta elementare, i miei genitori mi hanno chiesto cosa volevo come regalo. Io gli ho chiesto un piccolo motorino elettrico da mettere sulle barche piccole. Piero ha cominciato da piccolo a inventarsi delle imprese e la più importante risale al 2005. Una prima barca elettrica che addirittura si autoalimenta con pannelli fotovoltaici. Una barca con la quale ha fatto il giro d'Italia, da Venezia a Genova, e che ha chiamato IMES. Imbarcazione a Mobilità mobilità elettrica sostenibile. E ha funzionato, siamo andati e ritornati. Della soddisfazione non si può neanche parlare. Una cosa importante,
le bricole dove le devo tenere? In questo caso a sinistra. 3 pali di quercia infilati assieme nel fango della laguna fanno una bricola e le bricole servono a segnalare i canali navigabili e sono essenziali quando c'è nebbia. Così uno sa dov'è. Navighiamo in laguna verso Murano, a est di Venezia. Qui siamo già arrivati alle Vignole. Questo è l'unico bar che c'era. Era che c'era, sì, venivamo qua a fare le merende perché avevano le uova loro, i salami con i maiali loro. Le Vignole, storicamente, era un'isola agricola, uno degli orti della Serenissima. È cambiato il mondo. Quindi c'è un abbandono di questo posto. Un abbandono. Guarda, il vaporetto, la fermata alle Vignole, dentro, nel gabbiotto dove la gente aspetta il vaporetto, c'è una piccola biblioteca, dei libri a disposizione di chi deve aspettare. E effettivamente è questa la Venezia che volevo capire, vedere, la tranquillità assoluta che fa il paio con un po' di senso di abbandono. È incredibile che qui siamo in linea d'aria, vicinissimi a Piazza San Marco, è un po' surreale, è un'isola divisa in due parti, un chilometro quadrato in tutto, ci saranno 40-50 persone. Ma eccolo là, un abitante delle Vignole. Attacco bottone e mi racconta che si chiama Luigi, è abruzzese, ma vive e lavora a Venezia da 50 anni. Io però sarei curioso. Se non sono indiscreto, ti posso chiedere com'è che sei arrivato ad abitare qui? Sono venuto qua alle Vignole proprio perché preferisco abitare in questo luogo più che abitare in una città che è nelle condizioni in cui è oggi la città di Venezia. 100.000 turisti al giorno. Adesso il Covid è un po' rallentato, vedremo la guerra forse ancora. Beh, le Vignole, certo, è un bel posto. Abito attaccato all'acqua, ma anche con le spalle alla terra e ai carciofi. Ma è un po' fuori mano. Da dove siamo noi, in 10 minuti, 10-12 minuti, col vaporetto si arriva in città. E tra l'altro il piccolo tragitto sul vaporetto è ben diverso che fare mezz'ora in metropolitana, non so, a Milano o da qualche altra parte, no? Allora Luigi, mi hai dato una specie di biglietto da visita però particolare. C'è scritto certo. Un gruppo di abitanti dell'isola delle Vignole ha costituito di recente l'associazione no profit Veras. Vignole, energia rinnovabile, agricoltura sana. Esatto, proprio così. È nata purtroppo da una disgrazia. Nel novembre del 2019 l'acqua granda, l'inondazione che ha sommerso Venezia, ha coperto l'isola con 70 centimetri di acqua salmastra che ha bruciato i campi. Però spesso capita questa cosa nel nostro paese, è che dalle disgrazie in qualche modo le comunità riprendono in qualche modo energia, no? Reagiscono. E la nostra associazione sostanzialmente è un esito di questa reazione, una sorta di resistenza all'abbandono di questi luoghi. Quindi Veras, composta da volontari con varie competenze, ha deciso di realizzare un progetto per far ripartire l'agricoltura sull'isola. Abbiamo chiesto qua al demanio marittimo, la possibilità di avere un'area. Per offrire nuove opportunità a chi vuole rimanere, hanno deciso di creare un parco agroambientale pubblico. Agroambientale vuol dire mantenere la tradizione dell'agricoltura sana, tipica di questi luoghi, e anche mantenere le caratteristiche ambientali straordinarie che questo luogo ha. Il progetto è già concreto. Intanto abbiamo cominciato a fare la pulizia, abbiamo tagliato circa 26.000 metri di rovi. E prevede anche un impianto fotovoltaico. Che è in grado di dare energia pulita a tutte le persone di questa piccola isola, e quindi una serra agrovoltaica, una serra fotovoltaica, è in grado ovviamente di consentire la coltivazione degli ortaggi come da tradizione, con tutte le macchine elettriche che ormai oggi sono disponibili. Se tu vai in giro con una moto elettrica. Esatto. Elettrone qui a Venezia non ho potuto usarlo, ma ne regalo volentieri un modellino a Luigi. Bellissimo. È una moto d'epoca trasformata in elettrica. Fantastica. Per essere meno inquinante. Bellissima, grazie. Assieme al premio speciale del Grana Padano, in segno di augurio per la completa realizzazione del progetto Veras.
Sono sull'isola delle Vignole, in mezzo alla laguna veneta, in realtà a 2 passi da San Marco. Ciao. Sono nel posto giusto? Sì. E questa è la tua Benvenuti. fettina di isola? Sì, alla polveriera delle Vignole. Lei è Guia Camerino. Fammi capire la storia, Guia. Allora, la tua nonna, la famosa Roberta da Camerino, grande stilista, arriva qui e si innamora del posto. Esatto, si innamora del posto e decide di fare qui il suo luogo privato. Non voleva far venire nessuno, eccetto quando una volta all'anno, verso appunto la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, faceva un grande evento di moda, organizzando una grande sfilata, invitando i giornalisti, e questi eventi sono rimasti nella memoria come delle cose abbastanza meravigliose. Ed eccolo qua, il Sancta Sanctorum di nonna Roberta di Camerino, col suo fascino ancora intatto. Dopo, a Guia, la nipotina, è rimasto il posto. È rimasto un posto E cos'hai deciso di fare? meraviglioso, una terra coltivata, coltivabile. Ho pensato che l'unica cosa intelligente da fare era continuare con la coltivazione, perché attraverso la coltivazione si può anche preservare il territorio. E ha deciso di coltivare il carciofo violetto, il prodotto locale tipico per eccellenza. Mi sono formata per gestire una piccolissima azienda con l'aiuto anche dei soci del consorzio del carciofo violetto, che sono comunque delle persone di esperienza che mi hanno trasmesso delle cose. Io poi appunto non ho un'origine di coltivatrice, io sono un architetto. Sono molto legata a questo posto per motivi familiari e alla laguna per motivi come di nascita. Il mio regno per un carciofo, che tiene insieme tutto, la storia, la terra, i valori e il valore che può dare un senso allo stare ancora nelle isole periferiche della laguna. La pianta del carciofo in particolare è una pianta speciale, è possente e sono bellissime proprio. A me sembrano delle piante preistoriche. Ti rendi conto che sei innamorata di un carciofo? Sì, è vero. Ne parli in un modo incredibile. Amore e odio. Naturalmente barattiamo la buffata di carciofini e non solo, Questo salamone è interessante. Sì, è il salamone più buono del mondo. con una fettina di grana padano DOP. E lo slow tour può continuare. Sono sull'isola di San Michele e siamo proprio qui di fronte a Venezia, di fronte alle fondamenta 9. E su quest'isola è successo di tutto. Con Napoleone è diventata il cimitero di Venezia, ma qui tutto è cominciato molto prima, attorno all'anno 1000. Non so se è San Romualdo, ma facciamo finta che sia San Romualdo, che è importantissimo perché è venuto qui su quest'isola in eremitaggio e ha fondato l'ordine dei Camaldolesi. Dopo il 1200 ci fanno un'abbazia. Nel 400 qui c'era un grande centro culturale, una scuola di grammatica, una biblioteca, però... Soprattutto San Michele diventa un centro cartografico, un genio, Fra Mauro. L'ha fatta lui, siamo nel 1450-1460, lui qui raccoglieva tutte le testimonianze dei monaci che venivano dall'Etiopia, aveva anche i resoconti di Marco Polo, insomma mette insieme questa che è, non so se è la prima, ma una delle prime mappe del mondo. Non è quella originale, però era uguale. Comunque per me qui l'interesse sta qua. In questa vigna assolutamente speciale che Yasra, iraniana, sta cercando di potare a modo suo. Qua per esempio partiamo da qua divisi in due. Dobbiamo ragionare un po' come ragionano loro. Poi c'è anche Colin che è qui per ritrovare un po' di natura. Sono australiana, che è un paese nuovo, poter lavorare in un luogo storico con la cupola e la mappa di Fra Mauro mi commuove. Fanno parte di un'associazione no profit e con loro c'è un sacco di altra gente di tutte le nazionalità. Abbiamo un'americana, la isola, la serba, la gallina. la gallina, sì. la serba, la rumena, la ungherese. Copriamo tutto il pianeta.
insomma è Venezia, ragazzi. Venezia è così ormai. Attira, coinvolge e seduce persone da tutto il mondo. Cioè, siete una capitale mondiale. La contraddizione che secondo me è lì, i due poli. Siete rimasti 50.000, Sì. che è un paese, scusate, È vero, è il quartiere di una grande città. È vero. E siete una capitale mondiale. Pare un controsenso. Ma a proposito, di che associazione stiamo parlando? Laguna nel bicchiere, le vigne ritrovate. E cosa fa? Com'è nata l'idea? Nel 2008 abbiamo saputo che i frati abbandonavano questo vigneto, la cantina, eccetera. E allora per averla dal comune in affidamento abbiamo dovuto creare l'associazione, quindi è dal 2008 che esiste Laguna nel bicchiere. E vi siete messi in testa di andare in giro per Venezia, recuperare le vigne abbandonate Sì. e quindi riattivarle. E tra i vostri obiettivi appunto è ritrovare queste vigne nascoste e poi il recupero dei vigneti del centro storico. Certo, e recuperare e farne un vero e proprio luogo produttivo. Ma allora questo legame tra Venezia e le vigne, cioè se uno deve giudicare da turista, no? Pensa che a Venezia ci siano certo molte attrazioni, molti aspetti, ma non la vive come città anche agricola. Allora, ovviamente l'agricoltura era nelle isole e non nel centro storico. Nel centro storico però c'erano e ci sono ancora molti conventi. Quando facevano un convento la prima cosa che mettevano era la vite e l'ulivo, i due simboli cristiani. E naturalmente qui a San Michele non c'è solo la vigna. E qui avete la cantina. Esatto, una cantina del 500 che noi abbiamo logicamente anche questa recuperata e che ci serve per la fermentazione di queste uve salmastre, uve salse. Si possono definire uve salse. Perché il clima, la terra, il sale, Esatto. si sente anche nel vino, suppongo. Si sente nel vino, infatti chiamiamolo il suo terroir, è un terroir marino. È bello il terroir, che invece in realtà è, non lo so, un acquar, ma vabbè. Esatto. Insomma, ma è bella la cantina perché è così, cioè voi l'avete riattivata per com'era. Esatto. Tutto qui è com'era. La vigna è ancora quella dei frati. È una vite a piede franco, cioè è una vite che non ha avuto le malattie del fine Ottocento, quindi non è stata innestata, Esatto. Originale, autoctona. In vino veritas. Beh, certo, ma questa purezza è anche, dai, è il vostro bello, è una purezza anche ideologica. Tra l'altro, oltre che organizzare molte attività didattiche, gli amici di Laguna nel Bicchiere hanno fondato l'Associazione dei Vigneti Urbani, che unisce idealmente le vigne metropolitane storiche di tutto il mondo. La famosa vigna di Montmartre, la vigna di Leonardo a Milano, a New York. Nel bicchiere della Laguna nel Bicchiere alla fine c'è un sorso di recupero del paesaggio, un forte retrogusto di socialità e un profumo di tradizioni storiche ritrovate. E abbiamo le nostre soddisfazioni. Io le lingue non le so, ma ho colto, Sant'è, e quindi alla Sant'è. Oh. Sant'Elena. In questo bicchiere c'è praticamente la laguna nel bicchiere. Le vigne ritrovate. Allora, a prua abbiamo l'isola di San Michele, un pochino spostata a sinistra c'è Murano, ma noi in realtà andiamo a Sant'Erasmo, uno degli orti di Venezia. l'Orto di Venezia. E guarda caso con noi c'è Samuele, cuoco, che è venuto a far spesa. E quello là è Nicola. L'ortolano di Sant'Erasmo, che mi dà una mano a scendere. Mani da contadino, buongiorno signor Patrizio. Sì, sono mani solide. Sono mani solide, insomma. Ma che manoni! Perché Nicola è qua a fare il contadino, l'agricoltore. Diciamo che sto cimentando l'attività del papà di mia mamma, che hanno lavorato una vita qui a Sant'Erasmo. Perché Sant'Erasmo è da sempre l'orto della Serenissima. Bravissimo. Sant'Erasmo portava alla città copia di erbaggi e di frutti in molta abbondanza e perfetti, scriveva il Sansovino nel 500.
E anche adesso i prodotti dell'isola, che spesso va sott'acqua, hanno un sapore speciale. E quindi tutte le nostre verdure hanno un sapore salino. Sì. Sono un po' saline. Già condite. Buongiorno signora. La mamma di Nicola, Permesso? che lavora questa terra da 60 anni. Ora, Evelina, questa è... Che tipo di terra è? È una terra creosa, di creta, di argilla. Di argilla, è una terra adatta per i carciofi. Sa che vede un pezzo di quello, Nicola. Sì. Ah, eccolo qua. Vabbè, proprio questa... è bella dura. È dura. Dura e impermeabile, però. Impermeabile. Terra da carciofi. Terra da carciofi. Scusi, ha detto che qui c'è la motta. Sì. Dov'è la motta? Cos'è? Questa è una terra, la terra sua, Questa messa qua? per Sì. riparo dell'inverno. Ah, beh, ma non era meglio un po' di plastica sopra? No. No. Non cede alle provocazioni. Noi lavoriamo così. Qui cresce la prima castraura, il carciofino piccolo, che sarebbe il nostro cavallo di battaglia. Chiamasi castraura il primo germoglio, la squisita primizia che viene sacrificata per poi permettere alla meravigliosa pianta del carciofo di continuare a produrre. A fianco crescono i bottoli, poi i carciofi. A fine luglio-agosto viene fuori il carciofo, quello grande, che facciamo il fondo. Quindi del carciofo non si butta via niente come del maiale. E dicevi che è una pianta che produce tutto l'anno quasi. Sì, non usano diserbanti, usiamo ancora la vecchia maniera. E si vede che crescono anche piante selvatiche come la rosolina, che noi vendiamo. La rosolina io non l'ho mai sentita. Tipo spinaccio, che è una pianta selvatica. Mi viene già fame. Siamo pronti. Samuele il cuoco è eccitato dalla rosolina e in generale dall'orto dell'Evelina. Senti che profumo. Ah sì? Senti, ma cosa hanno le verdure di Sant'Erasmo di particolare? Hanno la qualità, la consistenza, la salinità, ha tutto un altro sapore. Ma tu saresti in grado di riconoscere una verdura di Sant'Erasmo da una che magari viene molto da lontano? Beh sì, la differenza è molto sostanziale, soprattutto sulla consistenza, perché avendo un terreno salino cresce molto meno di volume di foglia e cresce ed è più consistente. La senti la differenza, soprattutto sulle patate. Sulle patate dal carciofino viola è qua, punto. E ci sono delle signore che d'estate vogliono le nostre tegoline, fagioline. Perché hanno un altro gusto di quelle di Tre Porti, che non siamo tanto lontani. Allora, io non lo so, secondo me questa è cultura. La qualità, tipicità e biodiversità di questa campagna si vede e si sente anche nella merenda che ci prepara Evelina. Cosa sono? Cardi in teccia. Esatto, detto veneziana, cardi in teccia. La teccia è la pignata, la pentola. A cui Samuele, con l'aiuto di scaglie di grana padano, aggiunge un tocco da chef. Eccolo qua, una bella combo. Questa è cucina fusion. Nonostante tutto, però, le cose per i contadini delle isole non vanno troppo bene. Andiamo morendo con la verdura di Sant'Erasmo perché siamo rimasti tutti vecchi. Fino a 25-30 anni fa, qui da Sant'Erasmo, partivano tutti i giorni delle barche piene di roba. Enormi, sì, di verdura di Sant'Erasmo, all'ingrosso. In questo mercato all'ingrosso c'è tutto, c'è la verdura di Sant'Erasmo, ma anche tutta la verdura che arriva da tutta la pianura padana. Sì, anche dalle altre parti d'Italia e dall'estero. E voi entrate in crisi, perché? Entriamo in crisi perché noi siamo a nucleo familiare e non lavoriamo, diciamo, con grandi macchine, siamo soli, lavoriamo ancora in piccolo e quindi non possiamo competere con persone più alte di noi. Costretti a lavorare con il piccolo e abbiamo trovato questa via di mezzo con mio papà e mia mamma della barca e facciamo vendita ambulante. L'unica
L'unica soluzione adesso è la vendita diretta e la distribuzione ai ristoranti, come quello di Samuele, a Venezia, che parte cucinando proprio i prodotti di Nicola. Allora, iniziamo con la rosolina cotta, dopo l'ho cucinata su olio e aglio, messo la patata lessa schiacciata dentro, sale e pepe e basta. E dopo l'andiamo ad insaporire di più col grana padano. Rosolina, provata e approvata. Tanto la polenta non può mai mancare a Venezia. Polenta bianca. A Venezia? Cos'è? Allora, ti ho preparato un cavolfiore alla griglia e sopra te lo arricchisco con il fondo di cavolfiore. Senti il discorso dell'intensità del sapore di queste verdure di Sant'Erasmo? Pensa che a me la verdura non piace. Come? No, la verdura non mi piace, ma questa ha una sua... Allora ricominciamo la degustazione. Personalità. Cavolfiore tenerissimo. Allora, qui ti ho preso dei cardi, sono le foglie dei carciofi, esatto, pulite solo della pellicina esterna, proprio lasciati al naturale, olio, aglio, un po' i pomodorini e dei gamberi. Siamo sull'acqua, non potevo non farti assaggiare un po' di mare. Ma manca una cosa. La bottarga di orata. Oddio, no. La bottarga di orata. No, guarda. Come piove la bottarga. Bisogna cantare per mettere sì, per renderla felice. Guarda come scende il bottarghin. Oh. Che meraviglia. E il bottarghin sono spaghettini. È gastropoetico, va bene? Posso? Devi. Cardi, gamberetti e bottarga di orata? Presto mangiata! La cucina di Samuele è live, in diretta dal territorio. Ha un legame strettissimo, soprattutto in una città come Venezia, perché devi seguire stagione per stagione, giorno per giorno, in base a quello che trovi al mercato di Rialto, quello che il contadino mi porta di verdure. Quindi ogni giorno bisogna ricreare il piatto nuovo, bisogna reinventarsi le ricette. E a proposito di cultura gastronomica, sull'isola di Torcello ho un incontro importante. Questo signore è Arrigo Cipriani, lui, quello dell'Aris Bar. Buongiorno, molto piacere di conoscerla e di vederla. La storia è nota. Suo padre Giuseppe nel 1930 ha prestato generosamente dei soldi a un turista americano spiantato di nome Harry, che poi fa fortuna e gli restituisce i soldi con gli interessi. Così Giuseppe allarga il suo localino in piazza San Marco e lo chiama Harry's Bar e suo figlio appunto lo chiama Arrigo. Di lei mi ha sempre colpito lo spirito, perché ha detto, mi confermi se è vero, che è il primo uomo che ha il nome di un bar e non viceversa. È vero, sì, è vero, perché il bar esiste da 90 anni e io un po' meno. Un po' meno. Da allora l'Aris Bar è diventato un marchio enogastronomico di fama mondiale che ha inventato, tra le altre cose, il Bellini e il Carpaccio. E adesso i turisti vengono a Venezia e pensano che il Carpaccio e il Bellini siano un piatto e un aperitivo e invece scoprono che sono due grandi pittori. Fatto sta che Cipriani, invece di stare a New York, è qui a Torcello, dove anche lui coltiva carciofi. Il carciofo è una pianta, poi sembra una creatura vivente. Ma dai, un altro innamorato del carciofo violetto e della terra della laguna. I contadini vicino ai naviganti, una simbiosi straordinaria, ma va sentita venendo qui. Da qui al mondo intero. Questa è l'intuizione di Cipriani. Lei è partito in un certo modo sulla coltivazione dei carciofi, cioè non ha guardato al mercato qua dietro, ma ha guardato al mercato, diciamo, mondiale, si può dire, no? Siamo su numeri molto alti adesso. L'anno scorso abbiamo messo via 600.000 pezzi. Oppa! Vuol dire che abbiamo provato 100.000 clienti. Insomma. Cipriani quindi coltiva carciofi in quantità, ha trovato un modo speciale di conservarli e li distribuisce in tutto il mondo. Normalmente va a Dubai, va normalmente a New York, a Londra, tutti i ristoranti del mondo mangiano i nostri carciofi tutto l'anno. Un modo per dare valore al territorio. Che rapporto c'è tra l'isoletta e il suo carciofo e questo commercio e questa valorizzazione che invece è planetaria? Se l'isoletta, lo dicevo, mi pare, l'ho detto che è piena di un carico spirituale, che anche quello si trasferisce. Io ho
Per esempio, le dico una stupidaggine, ma insomma, a noi le ordinazioni alle SBA, eccetera, in giro, non le prendiamo mai col computer, sai che adesso ormai sei computer, non vanno scritte a mano. Perché quando il cameriere la porta in cucina, in qualche modo ha portato il cliente. Ma dai, che raffinatezza questa cosa. È vero, sì, perché c'è proprio una conseguenza, una consecutio spirituale, capisci? C'è. Cipriani è riuscito a trasformare un carciofino in un oggetto di lusso. Un oggetto di lusso, no? Quando quello che l'ha fatto ci ha messo talmente tanta intelligenza, talmente tanta voglia, talmente tanto gusto, che quell'oggetto ha un'anima. Ecco, il lusso è, se c'ha l'anima è lusso, se non ha l'anima non è lusso. E quindi Venezia è una città di lusso, perché c'è questo... Cioè, l'uomo che metteva la prima pietra sapeva che non l'avrebbe visto finito, però la metteva lo stesso. E quella è anima. Donde chi va i goti, giocando la spinetta e agli altri giochi. A proposito di Torcello, Siamo nel posto dove è nata Venezia, 638 d.C. Il vescovo di Altino, che arrivavano i barbari, e si è, come dire, rifugiato qua con tutta la popolazione. E quindi questo è il nucleo fondante di Venezia. Qui Davide ha il suo capanno da bird watching. Davide, vedo degli uccelli tipo anatre, ma... Sono dei fischioni. Dei fischioni? Adesso proviamo a chiamarli, vediamo se si avvicinano un poco. Dai. Dai. Fai silenzio. Senti, al di là dei giochi che tu fai fare ai bambini, perché allora, che cosa avete fatto? Un gruppo di pescatori e cacciatori, vi siete messi assieme e avete creato una onlus, Laguna Veneziana. Con questa associazione poi abbiamo fatto diversi progetti. Per esempio, portare le scolaresche a scoprire la natura della laguna. L'obiettivo nostro è questo, quindi di trasferire alle future generazioni la conoscenza, l'esperienza, ma anche la passione per la salvaguardia e la tutela della fauna e del territorio. E molti dei bambini che vengono qua si rendono conto di qualcosa che intorno a loro non sapevano di avere. E sono stati proprio i pescatori e i cacciatori di Laguna Veneziana ad accorgersi per primi di un fenomeno preoccupante, la laguna colorata, a causa della moria di una pianta acquatica. Questo è stato il problema, c'è stata la sparizione di queste praterie che sono né più né meno che un prato inglese sommerso dei bassi fondali. La pianta era la Zostera phanerogama, che non solo cattura la CO2, ma alimenta microrganismi, pesci e uccelli, che a loro volta sono scomparsi, e quindi si è provato a trapiantarla. Abbiamo provato proprio con le mani prima e poi con un attrezzo artigianale a ripiantare queste praterie, quindi abbiamo interessato l'Università di Venezia e assieme è stato presentato un progetto in Europa nell'ambito dei progetti LIFE. E il progetto ha avuto successo. Le praterie di fanerogame hanno riattecchito, riprendendo la propria funzione di fitodepurazione. Ma il problema però è sempre quello, l'inquinamento prodotto dalle attività umane sull'acqua e sull'ambiente. A proposito di progetti, il progetto a cui tu hai partecipato, TTGG Life, che è il progetto tra gli altri promosso dal Consorzio del Grana Padano, voi vi siete veramente concentrati sull'acqua. Quindi abbiamo stimato gli impatti della depurazione, poi perché recuperiamo l'acqua, recuperiamo i nutrienti, possiamo ottenere energia, e se anziché fare una depurazione normale, si ha una fitodepurazione, si riesce ancora a migliorare ulteriormente l'impronta ecologica, riducendo gli impatti anche di 40 volte in termini di emissioni di anidride carbonica proprio relativa alla fase di depurazione delle acque. E quindi fito vuol dire che lo fate proprio con delle piante? Sì, le piante creano un habitat idoneo dei microrganismi che poi sono quelli che di fatto consumano quello che c'è nelle acque reflue, pulendo l'acqua.
Cosa gli hai detto che le fate scappare? Le ho salutate. No, le hai insultate. No, Io ho no. capito cos'è. Allora, è incredibile, Davide. Riesce a fare il verso di tutti gli uccelli. Stiamo andando verso Jesolo, a nord-est, verso la Valle Cavallino, dove mi accoglie un odor di pesce. L'odore da freschin. L'odore da veneziano vuol dire da pesce. Ah, sì. Per noi è una sorta di Chanel domestico, capito? Ma certo, freschin mi mancava. Il freschin è una cosa veneziana. Va bene, so di freschin e mi sento adattato. Cosa sta succedendo qui a Valle Cavallino, una delle storiche valli da pesca della Laguna Veneta? Stanno selezionando delle orate e dei cefali. Divisi in base alla taglia. Poverine, queste sopravvivono, queste vanno invece mangiate. Queste vanno al mercato. Va bene. Sono tutti cefali questi? No, queste sono orate. I cefali sono questi. Sì, okay. un po' più allungati. Esatto. Quelle invece più rotonde sono le orate. Esatto. E cerco di informarmi. Per quando vado al ristorante, capito anche? Non mi prendono per un turista e dicono, ah cavolo, questo ne sa. Siamo in una valle da pesca, ma se non riesco a distinguere un cefalo da un'orata, faccio fatica a capire come funziona una valle da pesca, che è un sistema tradizionale antichissimo che risale ai Romani. Una cosa però l'ho capita. Che la valle da pesca è una zona della laguna separata dal resto. Certo, assolutamente. E venivano delimitate da graticci. Questi graticci, che sono le grisiole, come le chiamiamo noi in Veneto, e servivano appunto per regolare questa pesca che si adotta ancora oggi, no? Le valli nascono appunto dall'ingegno che hanno avuto le popolazioni che hanno abitato le lagune di capire i comportamenti che avevano i pesci. I pesci si riproducono in mare in primavera e subito vengono in laguna attratti dal cibo. Quando arrivano, in gergo si dice la montata. Verso l'inverno però l'acqua del mare è più calda, quindi i pesci provano a uscire, dicesi smontata. E a questo punto vengono catturati nelle valli da pesca. Però le arginature, correggimi se sbaglio, sono di due tipi. Un conto sono i graticci, giusto? Sì. Che in pratica fanno passare però la marea, l'acqua e tutto quanto e tengono lì il pesce. E un conto invece sono gli argini, diciamo, in muratura, che invece delimitano la zona e la delimitano nel senso che la separano proprio dal resto dell'ecosistema. È molto importante che oggi le valli siano arginate per tutta una serie di equilibri che all'interno della valle esistono non solo per la pesca ma anche per il mantenimento di un habitat naturale che viene assolutamente controllato dalla mano dell'uomo. Tenere questo equilibrio è difficile ed è il lavoro di Luciano, il capovalle. Apro le chiaviche, accendo delle pompe, adesso qua, perché adesso sto periodo mettiamo acqua dolce, sì, ma non tutta proprio acqua dolce, un po' di acqua salata per mantenere il pesce, altrimenti le orate rischiano di prendere il fungo se l'acqua è solo dolce. Per questo Luciano tutte le mattine controlla la salinità e i flussi delle acque, adatte alle varie tipologie di allevamento ittico, ma non solo. A me sembra che qui ci siano tre specie che devono convivere: i pesci, gli uccelli e i turisti. Come fai a farli stare assieme? È chiaro che gli uccelli amano luoghi con acque basse, il pesce no, ci vuole acqua alta. E gli uccelli amano l'acqua dolce, il pesce ci vuole acqua salata. Per quanto riguarda i turisti abbiamo fatto dei percorsi, non viene disturbato né il pesce e neanche gli uccelli non vengono disturbati. Quindi delle zone, ognuno la sua. Esatto. A proposito di turismo, in questo posto speciale ci sono dei progetti. Ci saranno delle gite in barca, dei picnic sulle barene, ci saranno delle visite alla valle, ci potranno essere delle cene veneziane dove uno potrà assaggiare tutte le primizie, tutte le cose buone. Ci collegheremo con la natura. Senti, quindi in pratica voi proponete un'esperienza qua? Sì, si chiamano veramente experience, dove c'è anche il bird watching, dove possiamo vedere un sacco di tipi di animali. E in cima alla torre del birdwatching c'è Paola, che mi mostra i confini della valle. Il Valle Cavallino è di 500 ettari. E mi spiega che il pesce è allevato in modo assolutamente naturale. Non viene mai utilizzata alimentazione artificiale, quindi presidi alimentari, presidi chimici, medicamenti non esistono.
nel concetto della valicoltura tradizionale. Paola è biologa, custode della biodiversità della valle, ma è anche la proprietaria. Posso dirti, è un posto meraviglioso, ma non ti invidio. No, hai ragione. Sì. Ma mantenere questo mondo è complicatissimo. Sì. È costoso. Sì, sì, sì. E quindi perché? Perché sono ambienti unici, perché la passione è tanta, perché è un po' malarsi come malarsi di mal d'Africa. Altrimenti si perde un patrimonio enorme, è perdere valori, perdere storia, perdere tradizione. Questi sono ambienti che mantengono con il loro serbatoio di verde e di biodiversità, hanno una funzione importantissima per la nostra vita. Per darti un'idea, la nostra attività consuma annualmente 38 tonnellate di anidride carbonica equivalente. Sai quanto è in grado di assorbirne annualmente? Quasi 38.000. Ah, 1 a 1000. E questi sono valori che sono importantissimi. Sono i valori della sostenibilità a cui tende ormai l'intera filiera agroalimentare, grana padano in testa. E sono le cose che continueremo a raccontare nel nostro Slow Tour Padano. Per rivedere le puntate, approfondimenti e retroscena www.italiaslowtour.it.